Ragazzi, se ci vedete, tornate. Filippo, amore, siamo qua, ti aspettiamo, qualsiasi cosa sia successa, fatevi sentire, venite a casa e qualsiasi cosa si risolve. Nicola Turetta, all'uscita della caserma dei Carabinieri di Teolo, ripete l'appello accorato a Filippo e Giulia. Il percorso in auto del figlio è ancora poco chiaro. Filippo con sé aveva contanti le zone del Bellunese, del Pordenonese, dice il papà, le conosceva per la sua passione del trekking. Purtroppo ancora non abbiamo nessuna novità, abbiamo sempre queste speranze che ci lasciano comunque ancora viva di trovarli, perché però anche queste segnalazioni non si ha ben capito quali siano quelle più reali, insomma, però sembra che ci sia la macchina comunque è in movimento, insomma. La macchina è stata vista in più punti, ma non ci sono conferme degli ultimi avvistamenti, neppure quelli verso il confine con l'Austria. Però le ricerche continuano e c'è la speranza che la cosa si risolva, che i ragazzi soprattutto tornino a casa, stiano bene. Sulla questione della laurea e la possibilità che Filippo fosse preoccupato per questo traguardo di Giulia, papà Nicola risponde così. Lui era orgoglioso di lei che si laureasse, quindi no, questo aspetto non lo so. Gli mancavano ancora 3 esami, quindi sarebbe andato alla sessione di marzo. Oh. Filippo sembrava tranquillo. I genitori sono preoccupati per la descrizione fatta finora del figlio e ribadiscono che il ragazzo voleva molto bene a Giulia. Questa cosa sembra che è uscita, che sembra che fosse quasi stalking, il suo, che la ragazza, cioè, no, praticamente so che la Giulia ha continuato a uscire, usciva tranquillamente con lui, non è che fosse ansiosa o sapesse di essere, cioè andava, passava il pomeriggio con lui, andava al McDonald's e quindi era tranquilla. Che poi lui avesse forse la speranza di tornare con lei, sì, perché dopo era già successo anche che si erano lasciati anche nella precedente ancora a marzo la prima volta, poi insomma poi si frequentavano comunque in tutti questi 2 o 3 anni, cioè la loro relazione che io sappia insomma non è toccato neanche mai con neanche un cappello.